Buongiorno, benvenuti, ben svegliati, nuova puntata di 7 in punto. Questa mattina parliamo di impresa veneta, lo facciamo infatti con il segretario della CNA del Veneto, Matteo Ribon. Buongiorno e benvenuto. Quando si evoca il termine impresa in questo territorio a nord-est si ha da una parte un ricordo nostalgico, dall'altra magari anche molta rabbia, perché quelle imprese, no, che negli anni 90 determinarono la locomotiva del cosiddetto nord-est, oggi sono quelle che magari rischiano di pagare il conto più salato di un'evoluzione. Lei è fresco di nomina e con lei vorremmo sviscerare un po' di elementi, capire qual è lo stato di salute delle imprese artigiane del Veneto, quali sono le richieste, alla luce dei fenomeni nazionali, internazionali e anche locali. Voi avete avviato una campagna sempre più spinta di analisi dei dati per fare sintesi e programmare linee strategiche. Che cosa emerge da questo nuovo lavoro, da questo lavoro più consistente che state affrontando? Allora, intanto quando parliamo dell'impresa nel 2020 è evidente che non possiamo più paragonarla all'impresa degli anni 90 perché ci sono state delle trasformazioni importanti. Prima di tutti, se vogliamo guardarne una, tutta la trasformazione digitale che ha impattato in maniera forte nel mondo dell'impresa a tutte le dimensioni, e poi la globalizzazione che ha costretto le imprese a confrontarsi con un mondo sempre più ampio, a prescindere dalla dimensione. È chiaro che le imprese venete hanno sempre avuto questa capacità di adattarsi e ce l'hanno ancora questa capacità. Evidentemente i numeri di presenza, di consistenza di quel tessuto produttivo oggi non ci sono più, perché se noi guardiamo il tessuto delle imprese del Veneto parliamo di 433.000 imprese complessive, di cui il 30% sono artigiane, che è ancora un numero importante. Sì. Se noi però facciamo una fotografia degli ultimi 10 anni, vediamo che la contrazione del numero delle imprese artigiane con un saldo negativo ha impattato in maniera pesante. Parlavamo di 140.000 imprese, adesso siamo a 124.000 imprese complessive registrate all'interno della Regione Veneto. Anche dentro a questo numero ci sono state delle mutazioni. Una volta le imprese del manifatturiero erano le imprese più consistenti e l'edilizia e il trasporto erano comunque due comparti rilevantissimi. Oggi tutto questo è cambiato, crescono le imprese del settore alimentare, crescono le imprese high-tech, crescono le imprese dei servizi. Ciò vuol dire che anche all'interno dei numeri ci sono delle mutazioni in atto. Allora, per comprenderle bisogna approfondire. C'è una frase che ricorre sempre, che è quella che diceva Einaudi: comprendere per deliberare, ma è un ragionamento che vale anche nel 2020. Vale nel 2020 e quello che noi stiamo cercando di fare è non solo andare dentro ai numeri e cercare di approfondire notizie che abbiamo all'interno del nostro mondo di associati, ma anche confrontandolo con i fenomeni di altre regioni, in primis quelle che ci sono più vicine dal punto di vista del confronto, l'Emilia Romagna e la Lombardia in primo luogo, ma anche le regioni del nord-est, e soprattutto con le regioni europee, perché quelli sono i nostri primi competitor. Le regioni europee intendiamo le regioni della Baden-Württemberg, la Catalogna, la Carinzia, cioè quelle regioni che sono i nostri competitor e di confronto che ci servono a stimolare il tessuto competitivo del Veneto e non pensare più che siamo la locomotiva d'Italia, ma siamo una grandissima realtà in Italia che ha bisogno anche di riprendere la modalità locomotiva, che è un atteggiamento diverso, cioè riprenderla vuol dire crescere e riposizionarsi diversamente. Lei, evidenziando questi numeri che ci ha illustrato, ha sottolineato come ci sia una contrazione delle imprese artigiane, contrazione legata a una contrazione del manifatturiero, no? Sì. A discapito di servizi e new technology, chiamiamola così. Però si continua a sottolineare che il manifatturiero rimane la vocazione principale dell'impresa piccola, media e grande del territorio italiano, perché poi quando si parla anche di manifatturiero penso alle stampanti in 3D, alla fine non c'è più un manifatturiero puro e un digitale puro. Come vi collocate in questa trasformazione? Allora, è evidente che il manifatturiero è il nostro cuore,
è l'anima non solo del Veneto ma dell'Italia intera, perché il Made in Italy quello che è stato in grado di esprimere è stato questo nel mondo. Continua a esserlo, rimaniamo comunque una delle prime regioni e delle prime nazioni manifatturiere d'Europa e del mondo. È chiaro che noi adesso lo facciamo su determinati segmenti di mercato alto, lo facciamo con un'attenzione non più ai numeri ma sempre più alla qualità e al supporto di determinate competenze. Lo facciamo anche ibridando delle competenze. Ibridando delle competenze vuol dire unendo manifattura e digitale. Su questo noi abbiamo coniato un termine ormai da 6-7 anni all'interno della nostra associazione che si chiama contaminazione, che è la tendenza di mettere insieme le imprese manifatturiere con il mondo della comunicazione del digitale, perché solo assieme capiamo che possiamo creare una nuova cultura del Made in Italy. È una visione strategica che funziona perché nel momento in cui queste aziende cominciano a lavorare assieme, si contaminano in maniera positiva reciprocamente, probabilmente si possono presentare sui mercati in maniera più efficace e anche più strutturata. Devono ragionare come se fossero una grande impresa, pur mantenendo le loro dimensioni che fanno parte della natura del nostro mondo e della cultura imprenditoriale del Veneto. Non dimentichiamoci che è così, difficilmente cambierà. Che cosa rappresenta il Made in Italy oggi nei mercati internazionali, alla luce anche di tutte le vicende che proprio, come si diceva prima, rispetto agli anni 90 c'è la globalizzazione, no? Ciascuno è presente con la propria azienda in tutti i mercati dove, penso alla Cina, c'è sempre stata una notevole richiesta del Made in Italy di altissima gamma e oggi deve fare i conti con questa epidemia. Quali sono le ripercussioni in un rapporto di corrispondenza biunivoca, no? Sia ripercussioni per il nostro export ma anche ripercussioni proprio per gli investimenti della Cina nel nostro paese? Allora, abbiamo capito da questa situazione del coronavirus che siamo totalmente interconnessi e che ormai la distanza tra noi e la Cina è una distanza veramente irrisoria nei fatti. E l'interconnessione tra noi e la Cina si misura anche nei numeri, perché se noi pensiamo ad esempio all'ambito della meccanica, che è uno dei nostri fiori all'occhiello dell'eccellenza, il 70% dei componenti, delle materie prime che servono per quel comparto di trasformazione vengono dalla Cina. Le batterie, gli aspetti di hardware, tutto quello che riguarda la componentistica in generale viene da quel paese. Che adesso è fermo, perché se tutti sono in quarantena, le fabbriche sono chiuse. Comincerà a fermarsi, infatti il problema... C'è già qualcuno, no, che ha sospeso certo. la produzione perché mancano i pezzi. Esatto, e questo succederà soprattutto nei prossimi mesi, quindi vedremo gli effetti di seconda battuta del coronavirus nei prossimi mesi e speriamo che non siano pesanti come quelli che evidenziamo in questi giorni per quanto riguarda il turismo. È evidente che il turismo è il primo effetto e anche qua abbiamo capito che, scoprendo che un quarto dei nostri turisti a Venezia come nel Veneto, che siamo la prima regione d'Italia per movimentazione turistica, vengono dalla Cina. Però in questo momento non è cattiva volontà, proprio non possono uscire certo, no, nel senso dal continente. Io stavo pensando stavo effetti, pensando certo, effetti che però non sono determinati da psicosi, ma c'è proprio una barriere chiuse. Esatto, e questo ci deve far riflettere su quanto in realtà noi abbiamo la necessità di capire come questo fenomeno di interconnessione vada gestito. Prima faceva riferimento a come è cambiato il Made in Italy e come è il Made in Italy. Allora noi andiamo a fare il Made in Italy cercando di essere in grado di raccontare veramente il Made in Italy. Cioè cosa intendo? Abbiamo per un periodo a volte anche un po' esagerato con questa definizione, applicando questo modello, questa etichetta a migliaia di cose. Questo ha un po' anche declinato in giro per il mondo un'idea di Made in Italy troppo vasta, troppo variegata, applicata un po' a tutte le cose e a volte a non del vero Made in Italy fatto in Italia e costruito con ingegno e manifattura italiana. Quindi lei sta dicendo che ha un po' contaminato l'essenza del Made in Italy e favorito anche la contraffazione per assurdo? Favorito anche questo. Allora, noi perché dobbiamo tornare a fare del vero Made in Italy? Perché dietro al Made in Italy quello che comprano le persone in giro per il mondo non è l'oggetto, ma è una identità, una storia, una cultura, una trasmissione di sapere, che è quello che hanno visto
le prime volte quando guardavano i film di Fellini, quando cominciavano a guardare, tra l'altro ed è così, è quello il Made in Italy che è stato trasmesso. I paesi del mondo, sono passati 100 anni. I paesi del mondo sono passati 100 anni dalla nascita di Fellini, da quella storia, 60, da quella storia lì abbiamo declinato un concetto. Oggi vengono in Italia per assaporare quel Made in Italy e vederlo da vicino, poterlo consumare, poterlo utilizzare. Okay? E continuano a venire per quel motivo lì. Noi andiamo all'estero, vendiamo il Made in Italy, dobbiamo vendere del vero Made in Italy perché alla fine l'interconnessione ci mette nelle condizioni di essere sotto gli occhi e l'attenzione del mondo. Quindi avremo più, a prescindere dalle problematiche del coronavirus, avremo più turisti dal mondo, nei mercati che adesso non conosciamo, avremo più persone che sono interessate a venire ad acquistare i prodotti qui in Italia, se saremo in grado di trasmettere una cultura del Made in Italy che ha un valore oltre il valore economico, cioè quello che va oltre la capacità di trasmettere cultura, sapere, storia, bellezza, che fa parte di noi. Un sogno rappresenta il Made in Italy? Sì. Esatto. Per gli altri, un sogno di creatività, di estero, certo, di identità. Quella è l'identità più forte che abbiamo. Quella non ce la porta via nessuno se siamo in grado di interpretarla e continuare a interpretarla. Quella non è facilmente clonabile, perché la capacità manifatturiera può essere in parte aiutata dagli strumenti tecnologici, può essere sopperita da capacità organizzative su grande scala, come viene fatto ad esempio in Cina per alcune produzioni, ma l'ingegno, la creatività, la capacità di trasmettere cultura e stile, questa cosa qui ce l'abbiamo noi. Se siamo un po' presuntuosi? Oppure no. C'è una caratteristica insita nel nostro essere, valorizziamo quello che siamo in grado di fare, perché dobbiamo metterci a fare delle cose delle quali non abbiamo nessuna competenza. Teniamo conto che siamo 60 milioni in un mondo globalizzato dove ad esempio solo in Cina sono 1 miliardo e 700 milioni, in Africa che stanno crescendo sempre di più a doppia velocità, che sarà il mercato del futuro, sono decisamente dei numeri diversi. Quindi ritagliamoci uno spazio nel mondo, l'artigianato, questa consapevolezza un po' alla volta la deve recuperare, ma fa parte della propria storia. Quali sono le strategie che come associazione mettete in campo per andare verso questo indirizzo di una valorizzazione della creatività del Made in Italy? Allora, il primo punto che noi facciamo è quello di riprendere il ruolo associativo, cioè nel senso che il ruolo associativo è quello che aiuta le imprese a cominciare a relazionarsi, confrontarsi con le altre e provare a ragionare di costruire assieme dei modelli o delle strategie. È un ruolo che per una parte del nostro tempo era stato declinato con una forte attività di servizi che rimane e diventa sempre magari più competente. Adesso è importante in questa fase riprendere un ruolo di senso associativo in cui le imprese ritrovano in CNA un valore anche dal punto di vista strategico. Per fare questo mettiamo in piedi tutta Quindi anche una funzione politica. Certo, che deve essere sempre più forte, perché è richiesta dalle imprese, che hanno bisogno di strategie, visione e anche tentativo di confrontarsi con qualche competenza in più. Per questo abbiamo messo insieme tutta una serie di iniziative di natura formativa, ma dal punto di vista degli approfondimenti, che aiutano i nostri artigiani a confrontarsi con le linee strategiche sulle quali il mondo si sviluppa. In questi giorni abbiamo attivato un'azione che riguarda una buona parte del nostro gruppo dirigente, un'Academy della CNA del Veneto, che si muove in relazione con l'Università di Venezia e anche altre, con un'azione strategica su 4 filoni che noi riteniamo indispensabili, che sono il welfare, lo sviluppo sostenibile, il turismo e l'artigianato 4.0. Chiaro che ognuno di questi sono macro filoni che poi devono entrare nello specifico per quanto riguarda l'analisi e le competenze che devono essere sviluppati da chi ha ruoli e vuole sviluppare dei ruoli all'interno dell'ambito associativo da trasmettere anche a tutta la platea interna ed esterna delle imprese. In questi 4 filoni avete individuato dei punti da sviluppare, perché sono 4 macro aree, e ovviamente l'intervento sia del governo nazionale che del governo regionale, e qui vi voglio perché siamo in battuta finale della legislatura in Veneto e ci si prepara a rinnovare il Presidente della Regione e Consiglio regionali. Quali sono le istanze che avete evidenziato relative a queste aree su cui
state lavorando, insomma, welfare, sostenibilità, non sono poche turismo, no. Sono gli elementi portanti, se vogliamo, dell'economia del Veneto. Allora, partendo dal welfare, si deve sapere che il Veneto c'è una grande tradizione nel mondo artigianato per lo sviluppo di sistemi di welfare. Noi la bilateralità, che è un fiore all'occhiello del Veneto, l'abbiamo costruita 30 anni fa, adesso la stiamo rinnovando in un'ottica di aggiornamento e l'abbiamo fatto su diciamo, dei diversi filoni importanti: la sanità integrativa, la previdenza complementare, gli ambiti che riguardano i servizi di assistenza e di welfare che vengono dati a imprese e lavoratori. Tutto questo ha una matrice importante con risorse che vengono dai lavoratori e dalle imprese del mondo dell'artigianato. Cioè, avete evidenziato che il welfare non può essere una questione appannaggio del pubblico esclusivo. Non lo può essere, perché ma altrimenti abbiamo quelle falle che, nonostante l'enorme volontariato che c'è nella nostra regione, ci si può affidare al volontariato laddove non arriva il servizio pubblico, giusto? Certo, noi su questo abbiamo costruito da soli un pezzo di strada, adesso l'altro pezzo di strada lo vogliamo agganciare alle politiche pubbliche. Se noi abbiamo un ruolo nel 2020 che ci viene riconosciuto su questo ambito di welfare, è di poter costruire dei sistemi che vanno in ambito contrattuale, in ambito bilaterale, che vanno ad agganciarci al sostegno pubblico che deve essere garantito. Che cosa proponete praticamente? Perché poi chi ci ascolta da casa vuole sapere che cosa trova, perché poi nel dibattito che si sta già accendendo emergono tante parole, ma le persone magari vogliono sapere che cosa, se succede questo, a chi mi devo rivolgere, cosa trovo di pubblico, cosa trovo di privato, cosa trovo attraverso la compartecipazione, no? Con quelle che possono essere tutte le forme del welfare state e welfare community. Si passa a creiamoci un welfare dove partecipiamo tutti. Sì, allora noi già adesso abbiamo una serie di servizi che vengono dati dalla bilateralità. Sulla base ad esempio della sanità integrativa c'è un nomenclatore che dà la disponibilità a tutti i versanti a San in Veneto, che è uno strumento bilaterale con le altre associazioni di categoria dell'artigianato e i sindacati dei lavoratori, per dare un ristorno per quanto riguarda le visite, per quanto riguarda i ticket sanitari, per quanto riguarda interventi chirurgici. Cioè, se pensiamo che solo, tanto per promuovere un servizio concreto sulla maternità, c'è un servizio fatto a pacchetto che arriva fino a 5.000 euro di contributo che viene dato alle madri, lavoratrici e imprenditrici del mondo dell'artigianato. Tutto questo si trasforma anche in servizi che vengono dati per i figli a carico, servizi che vengono dati per supporto allo sviluppo dell'impresa, all'attività formativa dei lavoratori dipendenti. Tutti questi servizi qui esistono già. Cosa deve essere fatto? Ci deve essere una compartecipazione, abbiamo già fatto un esperimento noi su questo con la Regione Veneto. L'esperimento è stato fatto sull'attività che riguarda la partecipazione fieristica delle imprese, per cui abbiamo compartecipato economicamente alla possibilità che le imprese potessero partecipare ad eventi fieristici. Noi dovremmo lavorare su questa compartecipazione, cioè una parte lo mette il privato, che vuol dire soldi dei lavoratori e delle imprese codificati con un sistema bilaterale che noi riteniamo importante, e l'altra parte dovrebbe metterlo il pubblico. Un po' alla volta su questo ci confronteremo con la Regione e nell'ambito della prossima scadenza politico-elettorale avremo modo di approfondire nel dettaglio le varie proposte. Questo è uno. Se noi andiamo a ragionare sull'ambito dello sviluppo sostenibile, andiamo a ragionare sullo sviluppo economico, sociale ed ambientale. Anche qui tutta una serie di azioni che abbiamo cercato di mettere in campo per poter far cambiare paradigma alle imprese dal punto di vista della visione, perché i costi, diciamo, la circolarità dell'economia, i sistemi ambientali non devono essere visti come una cosa che costa e che ha un grande impatto dal punto di vista economico e quindi alla fine bisogna fare grandi investimenti. È un paradosso, perché l'impresa artigiana di sua natura nasce con l'idea di essere ambientalmente sostenibile, perché altrimenti si fa male da sola, economicamente sostenibile perché ha misura d'uomo e socialmente inseribile in un contesto dove è parte integrante della struttura societaria ed economica del territorio. Quindi alla fine il nostro ruolo è riprendere le matrici dell'artigianato e provare a inserirle meglio nel contesto territoriale. Fa parte di un ruolo diverso.
La consapevolezza delle singole imprese in questa natura qui fino adesso agiva in maniera inconsapevole e un po' alla volta deve agire in maniera consapevole. Questo vuol dire relazione migliore con i comuni. Comuni che dovrebbero fondersi? Anche qui abbiamo già da tempo consegnato con una ricerca che è del 2014, un progetto di contenuti e di analisi sulla fusione dei comuni e risparmi che ci sarebbero. Adesso si è passato diverso tempo, è ritornato il tema perché la Regione ha legiferato per quanto riguarda la questione relativa al quorum e ha dato una spinta per quanto riguarda politica, per quanto riguarda la parte della fusione. Bisogna muoversi, perché nel 2020... Ma non si perde identità fondendosi? No. Non si perde nessuna identità, abbiamo 8.000 comuni in Italia, cioè abbiamo 400 e qualcosa in Veneto. Possiamo mantenere un'identità parcellizzata in maniera così esagerata quando in realtà i confronti che facciamo con gli ambiti amministrativi a livello internazionale sono ambiti di una natura enorme, soprattutto sulla gestione di servizi. Guardate cosa è successo sulle multi-utility, cosa sta succedendo sulla gestione dei servizi. Ma mi scusi, ma è una questione secondo voi di campanile o è una questione di opportunità di chi ricopre certi ruoli che ha paura di perdere? Entrambe, serve lungimiranza da parte della politica, per cui non bisogna guardare semplicemente alla rielezione immediata, deve fare un ragionamento di prospettiva, questo è importante per fare la programmazione. E la seconda, c'è una mancata cultura che è trasmessa nell'ambito della popolazione a livello generale. Se la popolazione capisce qual è il vantaggio reale che deriva da eventualmente fusioni tra comuni, probabilmente a questo punto la politica può essere anche in grado di interpretare e condurre questi cambiamenti. È una responsabilità che abbiamo tutti, noi per la nostra parte come corpo intermedio, le imprese per il lavoro che fanno, visto che devono relazionarsi col mondo, ma anche i cittadini. Poi alla fine i cittadini lavorano all'interno delle realtà produttive e capiscono quanto potrebbe esserci dal punto di vista del vantaggio economico anche per le imprese ad avere realtà più organizzate diversamente. Lei ha sottolineato il ruolo sempre più politico in senso nobile, cioè di organizzazione della cosa pubblica che vuole avere l'associazione, che non deve limitarsi a essere un centrale di servizi o di indicazione di servizi, che ci sta pratico, ma deve essere appunto una cabina di regia, per usare questo termine inflazionato, per stilare quelle che sono le strategie opportune per le imprese associate. Ora ci troviamo, io torno, quindi la politica ha un ruolo fondamentale. Certo. Abbiamo una visione nazionale, la manovra di bilancio così come è strutturata, sempre che non cambi nel giro dei prossimi mesi, flat tax sì, flat tax no, quelli della fascia di reddito sopra i 30.000 che erano stati esclusi dagli 80 euro di Renzi, che avrà, insomma, tutte queste iniziative che ci sono all'interno della manovra, vi piacciono o non vi piacciono, come vi ponete di fronte ad esse? Parlo anche magari della partita IVA non più agevolata se non in certi parametri, che in qualche modo penalizza lo sviluppo di nuove imprese giovani, soprattutto quando si parla di piccola impresa. Allora qui il problema principale che hanno tutte le nostre imprese è quello della certezza, strategia e certezza di politica industriale, perché poi alla fine le manovre incidono nel concreto, ma se mancano di una strategia complessiva rischiano di essere dei pezzi che si svolgono in un determinato periodo, dopodiché l'impresa si trova a dover cambiare di nuovo. L'esempio banale che lei ha citato è quello della flat tax relativa al forfettario, per cui anche qui sono state date le regole. Le regole le facciamo durare per un periodo sufficiente perché le imprese si adattino? Che periodo potrebbe essere sufficiente? 3 anni, 5 anni? Almeno 5-10 anni perché le imprese comincino a creare una strategia. Altrimenti non è una strategia, è una battuta di breve periodo. Abbiamo fatto un test, il test si chiude e dopo valuteremo le conseguenze. Questo vale su tutto, misure sul cuneo fiscale. Allora bene, sono 8 miliardi, i primi 3 vengono fatti nel 2020 e gli altri 5 nel 2021. Sappiamo però che il cuneo fiscale vale 297 miliardi, quindi è un pezzettino piccolino. Fatto sui lavoratori, benissimo,
a vantaggio di alcune fasce sotto una determinata soglia di reddito, benissimo, manca un pezzo, e il pezzo è quello che riguarda le imprese o comunque anche fasce un po' più ampie degli ambiti del reddito. Perché? Perché alla fin fine da questa operazione qua si può creare un volano. Noi abbiamo un peso, una zavorra dal punto di vista del costo del lavoro che ci crea dei problemi di competitività. Questa zavorra si appesantisce con il reddito di cittadinanza e quota 100 secondo lei? Certo, perché sono misure che vanno a soddisfare esigenze di sussidiarietà o di sostegno a determinate fasce che però, stiamo attenti, non hanno un volano dal punto di vista economico, soprattutto se non sono realizzate a pieno, ad esempio il reddito di cittadinanza. Okay. Noi su questo abbiamo ragionato, l'abbiamo detto anche più volte, sul reddito del lavoro, cercare in qualche maniera di incentivare l'attività di movimento, di produzione dei soggetti, cercando di fare in modo che questi soggetti rientrino nell'ambito del lavoro e abbiano l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico del Paese. Poi ci saranno delle fasce difficili che rimarranno sempre tali, però noi non dobbiamo alimentarle queste fasce, dobbiamo semplicemente considerarle e... Contrarle. Sì, contrarle il più possibile. Questo vale per determinate aree, ovviamente qui il reddito di cittadinanza ha funzionato poco perché abbiamo un tasso di disoccupazione molto basso, perché comunque le regioni del nord godono di una situazione di miglior vantaggio rispetto alle regioni del sud, però è stata una misura che in qualche maniera ha determinato dei limiti enormi. Noi l'abbiamo contestata da un certo punto di vista, abbiamo contestato anche il ragionamento su quota 100, più che altro perché andava a decurtare risorse sulla visione più complessiva della riforma pensionistica. Anche questo è un elemento importante. Non è che possiamo far pagare le nuove generazioni su questa partita qua per agevolare un pezzo di alcune fasce dal punto di vista dell'età o alcune condizioni. Dobbiamo equilibrare. Allora, o abbiamo una strategia complessiva che non va a discapito di alcuni... Un piano strutturale. Un piano strutturato, e stiamo insieme, cioè ci leghiamo insieme in una solidarietà tra generazioni, tra comparti e tra settori, perché ovviamente ci sono delle persone che hanno lavorato in situazioni difficili. Il modo del lavoro è cambiato, esatto. E quindi... Però le nuove cosa facciamo? Gli diciamo chiaramente azzerarle. Dovete pagare e non avrete mai la pensione? Cioè, questo non mi pare corretto. Abbiamo gli ultimi 2 minuti e ovviamente parliamo del governo regionale. Sì. 5 anni di attività, li bocciate, li promuovete, l'autonomia di cui se ne parla ma non si vede, quali sono le istanze che state redigendo da presentare ai vari candidati alla Regione Veneto? Allora, sicuramente su questo nei prossimi mesi presenteremo una proposta più organica, perché stiamo lavorando su dei dati. Immagino. Questi dati che ci fotografano come è stato gestito il bilancio della Regione Veneto in rapporto con il mondo della piccola impresa. E qui è la questione. Promossi o bocciati? Abbiamo detto, sì, adesso dobbiamo dare una... 6 meno meno? No, dobbiamo dare gli esami di recupero in generale, perché comunque... Rimandati a settembre. Perché c'è possibilità di migliorare l'operatività. Allora, alcune azioni importanti sono state fatte, 20 milioni per quanto riguarda l'artigianato, spalmati su un po' di anni, un'attenzione particolare, una nuova legge quadro dell'artigianato, alcune misure specifiche per la piccola impresa. Però cosa tante manca? Misure, perché a 30 secondi la tagliola manca un cambio di impostazione dal punto di vista gestione del bilancio, con un'attenzione maggiore allo sviluppo economico. La sanità è importante, il sociale è importante, ma dobbiamo spostare una serie di risorse europee e non sui capitoli di sviluppo economico, perché è lì che possiamo potenziare la crescita del tessuto produttivo che fa volano anche il resto. Ma perché il capitolo dello sviluppo economico forse ha meno potenziali elettori della sanità? Sicuramente, però è quello che traina poi e che permette di avere magari di mettere qualche risorsa che manca nella sanità? Perché alla fin fine tutte le risorse, se vengono spostate lì, rischiamo che non ci sia più qualcuno in grado di alimentare i budget e la cassa in generale, perché è quello che a noi interessa, contribuire in maniera seria
allo sviluppo della nostra regione. Beh, ritorniamo a consultarvi quando Volentieri. avrete il documento da presentare con i vari punti. Io ringrazio intanto per questa riflessione Matteo Ribon, segretario della CNA del Veneto. Ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina, puntuali domani mattina durante la giornata, l'edizione del TG. Grazie, arrivederci.